Come famiglia dobbiamo ricercare la verità, costi quel che costi. Lo devo a mio padre che in punto di morte mi ha detto di non abbandonare mio fratello e l'ho aspettato fino all'ultimo respiro. Lo devo a mia madre che ha 89 anni. Mio fratello non è colpevole, mio fratello non è mafioso, mio fratello va riscattato. Silvio, il fratello di Totò Cuffaro, sfoga oggi tutta la sua rabbia e amarezza dopo il no del Tribunale di Sorveglianza di Roma all'istanza avanzata dall'ex governatore della Sicilia di essere affidato per finire di scontare il resto della pena ai servizi sociali. Un no che ha illuso un'altra volta Totò Cuffaro e la sua famiglia. Qui è una cosa un po' bizzarra perché l'accusa chiede l'assoluzione. Cioè in questo caso le parti del processo sono l'accusa e la difesa, entrambi chiedono l'assoluzione. Quindi qualche cosa evidentemente che non funziona nella vicenda di mio fratello c'è. E adesso la famiglia di Totò Cuffaro, rinchiuso alle Re Bibbia dal 22 gennaio del 2013, annuncia battaglia. Da ora in poi cominceremo a lavorare, cominceremo a vedere i periti nominati alla procura che non sono periti perché loro stesso lo hanno dichiarato. Vediamo la famosa frase vero ha ragione via Totò Cuffaro che non esiste perché richiediamo da più di 2 anni dall'avvocato che sta preparando la revisione la bobina e dicono di averla smarrita. Anzi, in modo bizzarro ci dicono che ormai il processo Cuffaro è chiuso e quindi il reperto che avevano in procura non era più necessario conservarlo. Abbiamo fatto notare alla procura di Palermo che ahimè c'era un altro processo aperto con la stessa fonte probatoria, era quello di concorso esterno. Da quel momento in poi non ci hanno dato più nessuna risposta. Noi quella bobina la vogliamo. Il perito che dice di non essere perito ha lavorato su una bobina in cui lui stesso dichiara avere tagliato i tempi morti, quindi la bobina è stata manipolata. Noi vogliamo a tutti i costi che le prove che hanno inchiodato Totò ci vengano fornite per mettere in condizione mio fratello di difendersi. Tra le motivazioni che hanno determinato il rigetto dell'istanza di affidamento ai servizi sociali c'è quella di un'assenza di collaborazione alle indagini di Totò Cuffaro. Guarda, io di questo realmente mi vergogno di essere italiano. Una delle motivazioni è quella di non avere collaborato e non si capisce in che cosa deve collaborare uno che non appartiene all'associazione mafiosa, detto da loro stessi in sentenza che Totò non faceva parte del sodalizio mafioso. Non capisco di che cosa deve collaborare uno che non conosce fatti e cose e che si è proclamato innocente. Non solo, ma una delle motivazioni di questo sono veramente, mi vergogno di essere italiano, è quello che visto che non ha ammesso le sue responsabilità non può. Quindi uno che si proclama innocente per godere dei benefici di legge deve proclamarsi colpevole. Questo secondo me è un assurdo giuridico che va comunque, se la legge prevede questo, va colmato. Il vice premier Alfano, riferendosi alla vicenda di suo fratello, oggi parla di accanimento terapeutico. Io non capisco perché solo ora l'onorevole Alfano viene fuori, perché non vengono fuori tutti gli altri, compreso il vicepresidente del CSM che ha conosciuto abbondantemente Totò ed era, guarda caso, in quel periodo era sottosegretario alla giustizia e in quel periodo hanno in tutti i modi cercato di tirarlo dentro la vicenda Totò, tirando fuori pure che Totò quando ha incontrato Aiello veniva da Torino e che forse aveva incontrato qualcuno che gli aveva dato la notizia.